Come nelle prime areniane che si rispettino, più di 10.000 candeline hanno illuminato sabato sera l'Arena di Verona sulle note finali del trionfo dell'Aida. È stata la degna conclusione di Opera on Ice 2012, lo spettacolo che per il secondo anno ha unito l'armonia dell'opera alla magia del pattinaggio su ghiaccio in un teatro d'eccezione, la storica Arena di Verona. Uno spettacolo che, anche quest'anno, ha visto alternarsi sul ghiaccio pluricampioni italiani ed olimpici in più di 2 ore di show mozzafiato. Tra elementi tecnici di grande livello, salti e trottole da capogiro, l'Arena ha applaudito lungo i suoi interpreti. Non sono state da meno le interpretazioni delle magnifiche voci del coro dell'Arena di Verona, dell'orchestra guidata dal maestro Fabio Mastrangelo e dei cantanti lirici che hanno dato vita ai personaggi delle opere in cartellone per il centenario dell'Arena di Verona nel 2013. Dal Barbiere di Siviglia, interpretato dalla coppia italiana Anna Cappellini e Luca Lanotte, al Romeo e Juliette di Eliona Savchenko e Robin Sholkovi, alla Madama Butterfly della giapponese Shizuka Arakawa, passando per il Nabucco delle Hot Shivers ed il Trovatore di Carolina Kostner, senza dimenticare i programmi olimpici di Stéphane Lambiel con l'Ouverture di Guglielmo Tell e la Banera di Carmen, interpretata dal campione russo Evgeny Plyushchenko. Uno spettacolo pieno di emozioni e di alto livello tecnico che ha dato spazio anche alle esibizioni di piccoli pattinatori provenienti da tutta Italia. Lo show è stato ancora più esaltato dai costumi di scena delle opere, riadattati e riproposti per l'occasione. Ed il momento più atteso, il duetto sulle note di Je veux vivre dall'opera di Romeo e Juliette, interpretato da Carolina Kostner e Stéphane Lambiel, ha acceso l'arena di macchine fotografiche e telefonini pronti a riprendere i due solisti alle prese con l'aria più bella e romantica della storia d'amore più famosa al mondo. Sulle note finali di questo magico spettacolo, gli artisti hanno salutato il pubblico ricordando che Opera on Ice verrà trasmesso in televisione nel periodo natalizio.